Sono 83 i casi di coronavirus nella nostra provincia, uno più di ieri. Il nuovo si è verificato a Naro, secondo i dati ufficiali forniti dall'ASP di Agrigento. Intanto viene confermato anche un tampone positivo registrato a Ravanusa, per cui arriviamo a un totale di 84 casi di contaminati da Covid nel nostro territorio. Stabili dati negli altri comuni dell'Agrigentino, anche se risultano decine di tamponi effettuati, di cui ancora si aspetta l'esito. Per i due comuni dell'Agrigentino sono i primi casi che si verificano. I tamponi effettuati sono 1346. I ricoverati sono stati ubicati così negli ospedali siciliani: Caltagirone 2, Caltanissetta 4, Enna 2, Marsala 2, Messina 1, Partinico 2, Trapani 1. In Sicilia e nelle varie province dell'isola i dati forniti dalla regione danno ad Agrigento 97 casi, a Caltanissetta 73, a Catania 500 e risulta essere la provincia con il maggior numero di contaminati da Covid-19. Enna 245, Messina 300, Palermo 255, Siracusa 76, Trapani 78 e la provincia di Ragusa classificata all'ultimo posto tra quelle siciliane con solo 40 casi di Covid. Dall'inizio a ieri i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 18.686, di questi risultano positivi 1.859 in più rispetto al giorno precedente, mentre attualmente risultano contagiati 1.664 persone, più 58. Sono 608 i pazienti ricoverati, di cui in terapia intensiva 73, mentre 1.056, più 26 da ieri, sono in isolamento domiciliare. 94 sono i guariti e 101 i deceduti. Intanto registriamo la dichiarazione del sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo sul primo caso positivo verificatosi a Ravanusa. Ho dovuto anticipare l'intervento che avrei voluto fare più tardi per tranquillizzare l'intera comunità di Ravanusa ad ora, perché il mio telefono, così come quello dell'unità di crisi, è veramente impazzito. Cominciano a girare nomi e voci che non corrispondono assolutamente a verità. Vi prego di stare sereni e di continuare a rispettare quelle che sono state le precauzioni che in questi giorni abbiamo preso e rispettato tutti. Adesso è il momento di stare particolarmente attenti. Chi è stato magari più leggero in questi giorni dovrà ancora di più rivedere il proprio stile di vita e restringere le proprie relazioni sociali ed interpersonali. Oggi è il momento di evitare i contatti, è il momento di rimanere chiusi a casa e di uscire solamente per fare la spesa o andare in farmacia una sola volta a settimana. Abbiamo avuto il primo caso di coronavirus. Ho già sentito più volte la famiglia, stiamo ricostruendo i contatti avuti da questa persona che è un anziano ultra ottantenne che non viene dal nord e di cui stiamo vedendo le persone che ha incontrato in questi giorni. Ma non è un gioco e non è una caccia al tesoro. Si tratta della salute di un paziente e si tratta della salute anche della nostra comunità. La persona ammalata è stata ricoverata presso l'azienda sanitaria del Sant'Elia di Caltanissetta ed è tenuto in costante osservazione. Ho sentito più volte anche il direttore sanitario dell'ASP di Agrigento e il suo quadro clinico è stazionario. Piuttosto di fare la caccia alle streghe, pensiamo di stare vicini a questa famiglia, nel silenzio o per chi crede, se volete, anche nella preghiera. Da domani continuate a fare con più rigore quello che avete fatto fino ad oggi. È un ordine perentorio che non ammetterà deroghe e che sarà sanzionato senza se e senza ma. Non perdete la vostra serenità.